Conferenza stampa, amici bellini, di un Conte che mi è piaciuto in generale. Adesso riviviamo parola per parola e vediamo i punti dove mi è piaciuto di più, perché l'ho visto tranquillo, l'ho visto non irritabile. Siamo più preoccupati noi del mercato che lui, sicuramente, però a me è venuto un nuovo dubbio, quindi cominciamo. E il nuovo dubbio, ve lo dico subito, riguarda la difesa, perché è inevitabile pensarci, visto che ci ha detto le cose di buongiorno. Quindi se poi vediamo un attimo la rosa, cerchiamo di capirci. Benvenuto Antonio Di Lello e benvenuti a tutti i nuovi iscritti. State tuned, iscrivetevi al canale, sta qua con la campanella, potete cliccare sulla campanella, e perché ci saranno le notizie di mercato, si moltiplicheranno in questi giorni. Noi adesso pensiamo alla Juve sicuramente, ma c'è un giorno in mezzo, domani simulazione, quindi cominciate a lasciare i like che fanno smuovere un po' tutto, già le notizie di Adeyemi già sembra preistoria. Cerchiamo di capirci, spostiamoci con una brabam, ci spostiamo, mettiamo Conte sempre con questa faccia un po' dubbiosa, ma perché porta bene, le cose grafiche che funzionano non si cambiano. Allora, la prima domanda è se sono passati 14 anni dalla Juve, si sente meglio il Conte di oggi o il meglio il Conte di allora. Il Conte subito rivendica tutto il suo passato, dice no, ma io dal 91, dice no, la domanda è sul mister, sul Conte allenatore, e dice sì, sicuramente tutta la situazione della Juve per lui è tutto importante, non nascondiamoci, una grande esperienza. Io cerco sempre di migliorare ovviamente, ma giorno dopo giorno, anche nell'arco di 24 ore, e devi sempre studiare, devi sempre stare sul pezzo. E poi cita anche delle cose importanti che spesso non vengono considerate: la psicologia, cioè l'allenatore deve essere un po' psicologo, a qualcuno ti puoi rivolgere in un modo, ad altri ti devi rivolgere in un altro modo, e tu allenatore devi avere la sensibilità, oltre che la credibilità, di dire delle cose e a chi le dire e a quando dirle. Poi dice pure una cosa fondamentale: i rapporti umani con la società. Io cerco sempre l'eccellenza, e qua ecco, noi abbiamo, quando arriva Conte, tutti quanti, ma in Italia, non solo noi tifosi del Napoli, sono come 3 mesi e litigano, eccetera eccetera, e invece no, non stanno litigando, ed è un Conte molto più calmo. Immaginate un Conte, immaginate che gli vendono un Kvara a gennaio, Conte che fa? Si alza, si spacca tutto, e invece non ha spaccato proprio niente. Nonostante sia stato preso in contropiede con se stesso, convinto di poterlo convincere, invece non ha convinto, e non ha fatto sparate contro la società, cose che ci aveva abituato sia all'Inter che alla Juve. Quindi questo è già un primo passaggio fondamentale. Dare fastidio, insomma, l'obiettivo di dare fastidio, e stiamo dando fastidio. Quando è che si può fare di più di dare fastidio? Come si fa? E Conte deve ribadire delle cose. Purtroppo, ragazzi, Conte si deve ripetere, perché se le domande sono nulle, sono vacue, è chiaro che Conte non può far altro che ripetere sempre le stesse cose. Quindi ci sono delle frasi che sentiremo ad ogni conferenza. Serve il percorso, lo sappiamo, dobbiamo continuare questo percorso. Abbiamo cominciato solo da 6 mesi, è impossibile pensare che 6 mesi possano bastare. Speriamo di continuare questa cosa più a lungo possibile, quindi anche speranze di non fare un paio d'anni e andarsene, ma più a lungo possibile. Mancano delle cose e io per questo ci vado cauto, dice Conte, perché quel pizzico di esperienza, un minimo di esperienza ce l'ho, di chi sa come si vince, e quindi ho l'esperienza per dire che ci vogliono altri step per continuare questo percorso. 12 punti guadagnati sulla Juve rispetto alla distanza che c'era all'andata. Sono dei meriti loro, sono vantaggi nostri, eccetera eccetera. Conte ci deve ricordare che comunque loro sono imbattuti, e ricordiamocelo, cioè nessuno è riuscito a batterla, la Juventus, in campionato. E ora sì, ci sono questi 13 punti in mezzo quest'anno, però un altro leitmotiv, ci dobbiamo ricordare l'anno scorso 20 punti. Sono 18 i punti, lui dice 20 punti o 18, e io confermo, Antonio, sono 18 i punti di distanza. E aggiungo, signori, è vero che siamo a 50 punti, siamo a 50 punti. Quando appena facciamo 53, non lo so quando li facciamo 53, abbiamo raggiunto i punti totali dell'anno scorso. Siamo 3 punti away
3 punti shy dal punteggio totale dell'anno scorso. Rendiamoci conto se questo non è un percorso già straordinario. 3 punti mancano. E quindi Conte ci deve ricordare, scrivetemi poi nei commenti, mi manderete i messaggi, qualcuno l'ha detto, mancano 3, se il Napoli vince con la Juventus ha già fatto, vabbè. Quindi ci deve ricordare che rispetto all'anno scorso 18 in meno, eccetera eccetera. Conte l'uomo, il megafono che prende così, che cosa pensa Conte di Conte che prende il megafono, queste solite cose emozionali? Conte distanza. Invece di cavalcare sempre questa cosa così, distanza. Partiamo dal presupposto che non l'ho preso io il microfono, lui dice microfono inizialmente, cioè non avevo il megafono in tasca, me l'hanno passato e a quel punto tu devi dire qualcosa. Ma non è che sono andato lì già con l'idea di fare il capopopolo, perché poi la gente scrive e a Conte dà fastidio tutto questo. È semplicemente un dire grazie a chi fa dei sacrifici, e Conte sottolinea questi tipi di manifestazioni incredibili fatte dopo alla seconda giornata del giro di ritorno, non le ha viste da nessuna parte, ed è una caratteristica nostra di quando l'entusiasmo non lo puoi mantenere al di là di quello che sarà il risultato finale. Napoli-Juve non è una partita normale. Si avverte in città sapendo che, e qua Conte dà una risposta secondo me da 10 e lode, che dice sì, è Napoli-Juve, sì, ma pure Atalanta-Napoli. Percepito pure che Atalanta-Napoli non è una partita normale. Cioè, pure Napoli-Verona. Napoli-Verona non è una partita normale. E onestamente anche Napoli-Roma. Napoli-Roma non è una partita, cioè io sto percependo che comunque insomma mi sono sembrate che non erano sono partite sentitissime anche queste. Guardate che ha scelto delle squadre in particolare, noi adesso le abbiamo affrontate tutte, però ha scelto 3 squadre dove le tifoserie se la danno, dove sono molto sentite, e quindi non è banale Conte nel dire così. Quindi non dico che dobbiamo lottare contro tutti. Sì, lo dici caro Conte, lo stai dicendo e fai bene a dirlo, perché il primo che ce lo insegnò fu Maradona all'epoca, e lo sappiamo bene noi. Adesso tu lo scopri, magari te ne rendi di più conto, ma è così. Lottare in questa città significa tutto questo, è proprio così. E qua ci aggiunge la solita cosa del fieno in cascina. La Juve è un osso duro, dobbiamo sempre mettere il fieno in cascina. Oggi non ha detto la maglia sudata, ma stiamo lì. Poi vabbè, esistono le squadre imbattibili, io su questa domanda tiro il sipario, chiudo proprio tutto, e che devo fare? E Conte risponde con una santa pazienza che prima o poi devi perdere, non esistono le squadre imbattibili. Ricordiamo che però loro hanno fatto un ottimo mercato, sono comunque una squadra forte, un ottimo, e poi dice, ci aggiunge sempre le altre perché rappresenta un nucleo. Juventus, Milan e Inter è un nucleo, e la lancia la zeppatina, dice queste qua comunque a prescindere partono per vincere, quindi non si devono nascondere, sono loro che fanno male se non stanno lassù. Il mercato può servire per accelerare il percorso, arriva inevitabile la domanda di mercato, e qua Conte dice, ma proprio serio, chiarissimo, ogni finestra di mercato ti può migliorare. E poi aggiunge, più realista del re, evidentemente sa o non ci vuole illudere e non ci vuole dare false speranze, o sa che è molto difficile, oppure per la sorpresa finale, perché uno poi è più contento. Se non oggi, a giugno. Quindi mettiamo la possibilità, Conte mettete la possibilità che non arriva nessuno, e dopo vediamo la rosa. Se non oggi, a giugno, per poi essere pronti per l'Europa, perché comunque questa squadra va migliorata se poi vai in Europa e devi fare molte più partite. Migliorare, poi aggiunge Conte, anche per il futuro, cioè anche gli acquisti che abbiamo fatto quest'anno non sono solo a breve termine per quest'anno, ma ti servono anche per il futuro. E qua Conte sì, però sono comunque giocatori prontissimi, McTominay, Neres, giocatori. Lukaku è oltre il pronto, quindi è una squadra vecchia che va rimpolpata di giovani forze, secondo me. Poi dice, siamo stati bravi e fortunati col mercato nel non sbagliare neanche uno. Qua forse non neanche uno di quelli che hai individuato tu e che hai chiesto specificamente tu. Per esempio un Gilmour, per esempio un McTominay, ti sei impuntato e hai detto questi li voglio. Però un Rafa Marin, voglio dire, il Napoli l'ha sbagliato l'acquisto, perché non te lo sei ritrovato assolutamente, non ti è piaciuto, quindi quello è un acquisto sbagliato. Spinazzola adesso lo stiamo rivalutando un pochino, però per un periodo abbiamo detto questo non lo puoi utilizzare perché non stava in grande forma, e quindi un po' tutti, non è proprio vero. E poi ribadisce una cosa, dice 2 anni fa, prendete il mercato di 2 anni fa, i 100 milioni che ADL dice sempre che ha speso 100 milioni, evidentemente
rimugina il presidente sulla spesa fatta male, ma tu senza direttore sportivo ti sei affidato alle tue intuizioni, allo scouting, ai tuoi suggeritori, e è andata male, quindi è inutile che ti lamenti. E dice così, e Conte è più realista del re. Dove stanno tutti questi 100 milioni tutti in prestito, perché non valgono quello che sono stati pagati. Ogni sessione è un'opportunità di migliorarti. Io però sono venuto qua ad aiutare il presidente, la famiglia, sono venuto ad aiutare la situazione, e non lo dice con queste parole, ma intende non appuntare i piedi. Cioè, io non sono venuto qua e se non mi fanno il mercato che voglio io, il mercato ideale, punto i piedi e me ne vado. È venuto con un'altra testa Conte, e questo è bene ribadirlo. Se arriva qualcosa, ok, se no io vado in guerra con questi. Altra frase ripetutissima che piace, però ovviamente l'anno prossimo è un altro discorso, perché per l'Europa siamo pochi. Quindi è proprio chiarissimo il discorso, ragazzi. Conte senza incazzarsi, senza sbattere i pugni sul tavolo. Presidente, se lo vogliamo fare e provare a vincere lo scudetto subito quest'anno, serve probabilmente qualcosa così. Se non arriva, facciamo di necessità virtù, quello che viene e ne parliamo l'anno prossimo, perché prima o poi lo devi fare. Quindi se lo vuoi fare prima, magari ti giochi una carta, se no lo devi fare l'anno prossimo, perché altrimenti con l'Europa questi pochi non bastano. E adesso vediamo sempre la rosa, perché il ragionamento di Conte è semplice. E poi arriva la domanda su Buongiorno, dove Conte ci dice chiaramente che ha perso massa muscolare, che non si può forzare, che dipenderà da quando il ragazzo si sentirà pronto per rientrare in campo, quindi io non forzo, e il ritorno di Buongiorno è più lontano di quello che ci avevano detto positivamente tutti quanti. Di conseguenza, ragazzi, guardate un attimo insieme a me e lasciate un like. Questa è la situazione, ok? Ora, facendo le accoppiate, che non necessariamente per caratteristiche si compensano bene, le accoppiate, vabbè. Allora, Buongiorno Juan Jesus. Noi mo Juan Jesus, figuratevi, ve lo dico io, che ho sempre difeso, Juan Jesus sta giocando benissimo, ma noi veramente con grande ottimismo vogliamo pensare che finché Buongiorno non ritrova la forma, la potrebbe ritrovare a 5-6 giornate dalla fine. Spero ovviamente molto prima, spero in un mesetto che la ritrovi, però non esistono solo lo stato di forma, esistono i cartellini che si accumulano. Tu vuoi puntare veramente su Juan Jesus? Rachmani mai lo puoi sostituire, veramente stai puntando su Juan Jesus? E le ultime notizie ci danno di Rafa Marin comunque in uscita. Ragazzi, la priorità del Napoli oggi è il difensore, perché tu Rafa Marin, se te lo tieni, comunque non ti fidi. Buongiorno, a vedere come rientrerà, stai giocando con due di questi qua, altrimenti poi devi fare i soliti adattamenti. Olivera centrale e ti resta solo Spinazzola, Di Lorenzo centrale e ti giochi Mazzocchi. È un bel rischio che il Napoli si prende. Se Philip va bene per Anghissà, Gilmour va bene per Lobotka, Hasa onestamente lo dobbiamo vedere. Quindi ti stai giocando a centrocampo un giocatore per due posti, cioè Philip per Anghissà e per McTominay, con un Raspadori che te lo puoi giocare al posto di McTominay in alcune situazioni. Quindi a centrocampo siamo corti, come dice Conte, siamo pochi. In attacco la coppia questa qua, e questa qua già non è una coppia, perché Raspadori in questa zona del campo non l'abbiamo mai visto. Quindi ragazzi, perché capiamoci un attimo, Garnacho, Adeyemi, Yeremai e tutta la lista dei giocatori così, serve un difensore, ma serve un difensore, servirebbe un centrocampista, però tu puoi anche pensare, Philip lo butto dentro al posto di U, e servirebbe un'ala, perché tu Kvara ce l'avevi, e avere Neres che ti può entrare e spaccare è un conto, avere nessuno su quella zona ne è un altro. Di conseguenza Conte si è abbracciato questa croce. Se non lo volete fare, se non lo riuscite a fare, se non siete convinti di spendere, oppure se i giocatori non vogliono venire, io farò il massimo, però poi non vi potete lamentare di me. E si è messo in una condizione perfetta, perché se poi si fa il massimo possibile in una situazione di rosa come questa qua, Conte diventa una leggenda assoluta e nessuno gli può dire niente. Di conseguenza lasciate i like finali, preparatevi per la partita e state tuned, perché arriveranno nuove notizie di mercato. Se confermata questa uscita di Rafa Marin, devono uscire i nomi dei difensori. Si parla di Pongracic, si parla di nuovo di Coppola, del Verona, si fanno vari nomi e andranno vagliati, perché è chiaro che piace anche, ho visto le visualizzazioni, no, su Adeyemi, su Garnacho, è chiaro che piace, però la priorità in questo momento è su tutte e tre le zone del campo. Da New York, Valerio Fluido è tutto.
Vi abbraccio e vi bacio e ci vediamo domani con la simulazione.